money that I don't accept. Buongiorno. Raga, c'è stato caldissimo stanotte. Hanno acceso i caloriferi e io c'ho 3 coperte. Uno, vabbè che non si conta manco. 1, 2 e 3. 3, 1, 2 e 3. Io ho avuto caldo. Raga, Ciao ragazzi, sembra di essere a Genova. esatto, sembra di essere a Genova, solo sul ponticello. E il ponticello è bagnato, quindi se metto mano in un piede, cado. Che bello. Ragazzi, non vedrete nulla di me in quanto mi sa che vedrete solamente un grumo di capelli e qualcosa che si muove. Esattamente quello che pensavo anch'io. Siamo sull'argine e questo rumore di sottofondo è molto poco fastidioso. Lì c'è il fiume, spero lo vediate. E so che vi interessa molto, ma secondo me ci accoltellano. E niente, finiamo il percorso e ci ritroviamo qua dove non possiamo passare. Quindi bello, cioè, ora troviamo una soluzione. Breve storia triste. Non siamo passati. Si torna sul bellissimo argine, sperando di non essere accoltellati, a dover fare la strada giusta. Si spera, stavolta perlomeno. Questo gatto mi sta osservando. Ora non mi osserva più. Gatto! Raga, siamo stati drollati da Google Maps. Non c'è... Dove dobbiamo andare noi? Non l'abbiamo trovato. I miei unici veri peccati di gola, la liquirizia. Ma poi, perché in ogni singolo supermercato in cui vado qua a Vicenza non hanno il mais tostato? Non uno, non uno. Vabbè, farò senza. E niente, giro al supermercato inutile in quanto non ho comprato nulla, ma ho comprato roba a un tizio disorganizzato. Sì, ci hanno fatto la parmigiana. Gratis. Raga, mi sono fatto il cracker gigante. Tutto questo avrà una vendetta. Una tremenda vendetta. Dunque, buonasera a tutti. E ormai la giornata è finita, quindi devo salutarvi. Buonanotte. No, scherzo. Sì, questi scherzi non fanno più ridere. Detto ciò, oggi pomeriggio mi è arrivata una mail da Martina, dove mi diceva che mi seguiva è stata la mia 30ª iscritta e che apprezza i miei video. Mi ha fatto molto molto piacere leggere la sua mail e ci tenevo, anche perché me l'ha chiesto, a salutarla. Ciao Marti! Detto ciò, non ascoltate Santos. Santos è una persona orribile. Santos mente, vero Santos? Probabilmente non mi si sente neanche nell'audio. Secondo me si sente anche perché ha un buon microfono questo telefono. Mi scriverete poi se si sente o meno. Detto ciò, io venerdì sarò a Lucca Comics. Venerdì primo. Ci sarò bene o male dalle 9 alle... non lo so, è un poi. Quindi... se ci incontriamo, buono. Salutatemi, fermatemi, fate un selfie con me perché sono una persona famosa. Non è vero, sono una persona triste e basta. Ok.
Detto ciò, se volete chiedermi qualcosa, la mail è in descrizione, ditemi un commento per la sigla e buonanotte. Un momento, devo farvi vedere con cosa dormirò stanotte, se riesco a raggiungerlo in quanto... Allora, dentro la mia bellissima sacca delle meraviglie, dove ci dovrebbe essere tutta la mia roba, ma non c'è assolutamente nulla. Dormirò con la cuffia. Ma soprattutto ho i capelli bagnati. Ah, prima che mi dimentichi, visto che mi hanno detto che i miei video sono ogni tanto monotoni e che faccio poche cose, proponi tu cosa posso fare. Se tu lo scrivi nel video di oggi, domani ci proverò. Ovviamente, se è fattibile.